Benvenuti a questo nuovissimo appuntamento nella terra dei nuraghes. Come vedete qui c'è un bellissimo panorama, un bellissimo scorcio che adesso andremo appunto a vedere meglio. E siamo a Rebecco, un borgo medievale davvero interessante, una bella giornata seppur con un po' di vento, e andremo a vedere insieme la fonte sacra nuragica di Sulumarzu con delle immagini anche accompagnate dal drone, per cui restate qui e adesso andiamo insieme in questo bel sentiero che porta alla fonte sacra, e così vi faccio vedere anche quanto è fruibile il tutto qui in questo bellissimo borgo di, diciamo così, ispirazione medievale, di storicità, diciamo così, medievale, ma che conserva tracce veramente importanti della nostra cultura nuragica. E quindi adesso andiamo insieme per trovare il gioiello nuragico di Sulumarzu. Ed eccoci all'inizio di questo percorso nella terra dei nuraghes, qui a Rebecco, e ci siamo lasciati un po' alle spalle sul borgo, magari qualche immagine o l'avete già vista oppure sta già andando in sovraimpressione in questo momento, e siamo, diciamo, all'imboccatura del sentiero che ci porta alla fonte sacra Sulumarzu, del motivo principale per cui sono venuto qui oggi per questa puntata. E vediamo anche un altro sentiero appunto qui che scende, insomma, e va a farci scoprire ancora la bellezza di questa località, di questi luoghi che sono appunto quelli che portano anche al Parco Mariani e anche alla necropoli Sant'Andrea Priu, dove insomma la civiltà prenuragica, insomma le genti prenuragiche sarde hanno lasciato testimonianze importanti. Poi c'è anche la rifunzionalizzazione di una tomba, quindi di una Domoldevada di quel periodo, rifunzionalizzata in epoca bizantina almeno, in un bellissimo contenitore religioso, una bellissima chiesa cristiana affrescata, per cui vi raccomando anche di andare a vedere questi luoghi davvero interessanti. Ora proseguiremo, vedete anche le indicazioni molto ben indicate, insomma, quindi potete anche venire qui a usufruire di un servizio anche per quanto riguarda l'ipovia, per esempio, e anche più se c'è un'indicazione che riguarda anche una cascata, per cui adesso noi andiamo, vediamo anche Nuraghe Abbas segnalato, e andiamo alla fonte sacra nuragica di Sulumarzu per questo nuovo appuntamento con la terra dei nuraghes. Andiamo. E ora prendiamo questo sentiero che è benissimo, insomma, tenuto benissimo. Vi faccio vedere appunto quanto sia interessante il luogo. Sono sempre in compagnia dei miei due nuovi amici che sono appunto qui. Guardateli, dai, venite con me. Volevo appunto farvi vedere ancora qual è il paesaggio in questo luogo, che benché sia una giornata un poco ventilata, infatti il drone ha fatto un po' di fatica in questi punti del percorso, il sentiero che porterà alla fonte sacra. Il vento non batte tantissimo, poi guardate anche, insomma, questa è una sorta di violetta, non vorrei sbagliare, ma comunque per vinca mi perdoneranno chi che ascolta, ma non vorrei assolutamente dire delle cose fuori luogo. Guardate che paesaggio interessante, guardate che meraviglia, quindi insomma credo che sia un luogo per le famiglie molto bello, anche per gli innamorati, quindi io credo che sia interessante e importante dire anche questo. E ora proseguiamo e andiamo e vediamo dove ci conduce, perché ci conduce questo sentiero alla fonte sacra nuragica di Sulumarzu. Andiamo. Ecco che poi durante il percorso di questo sentiero arriviamo a una diramazione qui a sinistra ben indicata, fonte sacra Sulumarzu. Poi ci sono altre indicazioni, vediamo se riusciamo a farvelo vedere meglio. Comunque dovete prendere qua, insomma, ben indicato da Forestas. Io devo dire che è molto bello. Purtroppo ogni tanto c'è non voglio usare qualche parolaccia, ma avete capito, che utilizza, insomma, che lascia questi risultati. Fontana Sulumarzu, fonte sacra Sulumarzu. Andiamo a vedere che cosa c'è. Scendiamo in questo bel sentiero, sempre i miei due compagni di quest'oggi di viaggio sono qui. Vedete quanto è bello il luogo, molto bello. Noi continuiamo e proseguiamo. Vi voglio far vedere questi scorci dove, vedete anche loro, questo è un bellissimo liccio, veramente una quercia davvero bella.
sempre qui tutto indicato per il sentiero, per cui noi proseguiamo. Siete immersi nella natura qua, quindi potete tranquillamente, come vedete, spostare, transitare qua. Vedete quanto è bello questo posto e noi proseguiamo in questo percorso verso la fonte sacra nuragica di Sullo-Marzo. Abbiamo oltrepassato questo sentiero che comunque è accessibile, c'è qualche scalino, siamo al di sotto anche di alberi di melecotogne, veramente un posto molto molto bello, c'è un brevissimo, piccolissimo, diciamo così, ponticello. Intanto insieme ai nostri amici di questo viaggio, di questa nuova puntata della terra dei Nuraghes, io proseguo e sto per arrivare alla fonte sacra nuragica del Sullo-Marzo. Anche questo percorso dove vi sto appunto portando questi punti è decisamente accessibile. Lui è un po' spaventato, ma ecco che ce l'hai fatta, bravo. E quindi ora arriviamo e siamo praticamente arrivati alla fonte sacra nuragica di Sullo-Marzo. Qualche scalino, fonte sacra Sullo-Marzo. Il luogo è pulito, tenuto benissimo, quindi vi faccio già vedere di quanto ci tengano a questo luogo e quanto sia importante, bello. Purtroppo qui c'è un crollo, ma guardate quanto è bello questo luogo. Eccoci alla fonte sacra nuragica di Sullo-Marzo. Le fonti sacre fanno parte di quell'ambiente templare, quindi dei templi nuragici del periodo nuragico, tardo nuragico, il culto delle acque. Indubbiamente sono affascinanti sia per la loro struttura architettonica, anche per la valenza culturale e spirituale degli antenati nuragici. Molte sorgenti sono ancora attive, come vedete qui la presenza dell'acqua c'è, e le strutture, il taglio della pietra, come appunto vedete, è decisamente importante, detta in termini tecnico in struttura isodoma. Vedete che meraviglia delle meraviglie. Oggi nella terra dei Nuraghes noi veniamo qui insomma per raccontarvi qualcosa che molti di voi certamente conosceranno, altri meno, e come vedete questo è l'ingresso, questo è il luogo in cui i fedeli entravano e poi potevano posare delle offerte in questi, chiamiamoli, banconi sedili, per poi fare le loro ritualità, le loro interiorità rivolte ad un gesto, un simbolo, magari un bronzetto, magari una spada votiva, magari un qualcosa anche in terracotta, ma decisamente la bronzistica figurata è quella che ci è tornata più utile, è una bronzistica figurata comunque di un periodo che viene ancora più in là rispetto alla costruzione e all'edificazione di queste fonti, che siamo intorno, fonti e anche i pozzi sacri, siamo intorno al 1200 a.C. La bronzistica viene datata intorno al 900-800 a.C., quindi siamo esattamente 400 anni dopo almeno, ma comunque la frequentazione è durata negli anni. Ora provo ad andare un po' dietro la fonte, a vedere un attimino come è addossata c'è un muro, vediamo che sicuramente è certamente più tardo, ma così proviamo a vedere. Tanto i nostri amici sono tranquillamente in compagnia con noi e vediamo appunto com'è il luogo dove si dirama tutto il corpo della fonte. Ecco un bel primo piano della nostra amica. Vedete, qui è interessante capire come in realtà
in antico doveva apparire, sembrare la fonte sacra. Ora io faccio questo passaggio, certamente qui magari c'era anche un bosco, ma in ogni caso la fonte era decisamente più alta di quella che vediamo oggi. Presumibilmente si può pensare così, prendendo come esempio la fonte sacra di Sudempiesio, che poi andremo a vedere in un'altra puntata a Orune della terra dei Nurages. Vedete, sto camminando quasi al di sopra della fonte. Come potete vedere qui probabilmente anticamente c'era un altro taglio. Vedete, io sono in un lato, adesso ritorniamo un po' sopra proprio la parte frontale della fonte, che è questa, e questo vi fa capire dove e come le genti nuragiche facevano sì che potessero essere edificati i loro templi. Vedete, qui c'è ancora del residuo di struttura che probabilmente, vi ripeto, era molto più alta, più ampia la loro struttura. Questa è una visione dall'alto, come vedete. Altre strutture simili che ricordano questa forma possono trovare a Nuddule, a Nuoro, si possono trovare anche in altri posti, in altri luoghi, che poi magari pian piano cercherò di farvi vedere più spesso, se ovviamente il tempo lo consentirà, il tempo televisivo intendo, il numero di puntate. E ora riscendo nella fonte e vediamo di fare qualche altra inquadratura e qualche altra chiacchierata. E allora, amici della terra dei Nurages, siamo arrivati alla fine di questo bellissimo appuntamento nuragico, un appuntamento così particolare perché in questo luogo che molti di voi conosceranno, ma tanti, altrettanti di voi non hanno certamente mai visto, ne hanno mai goduto del luogo stesso, immerso nella natura, per cui a Rebecco certamente il borgo medievale, chiamiamolo così, il borgo è molto interessante, venite a vederlo, un panorama mozzafiato anche da queste parti,
ma seguendo questi sentieri ben indicati, fruibilissimi da tutti, scoprirete gioielli, tra cui la fonte sacra nuragica di Sulmarzo. Un saluto a tutti voi, al prossimo appuntamento nella terra di Nurages. Continuate a seguirmi qui su Catalan TV, canale 15, e io vi saluto con un altro appuntamento culturale ad una prossima volta. Un saluto a tutti voi.